Serve per non dimenticare, non dobbiamo mai dimenticarci cosa hanno subito le persone che avevano una malattia psichiatrica o che comunque erano considerate persone fragili. Questo è il messaggio che vuole trasmettere allo spettatore la pièce teatrale Grano Nero in scena al Sant'Artemio di Treviso. È qui che è ambientata la vicenda della protagonista, Alice, una bambina abbandonata dalla madre nel manicomio Sant'Artemio all'età di soli 10 anni. Una storia, la sua, che si intreccia a quella di Catherine, una psichiatra desiderosa di diventare madre, e di Ottavio Mastrelli, direttore della struttura. Una storia molto bella, d'amore, una storia anche di violenze, una storia ovviamente di atrocità che avvenivano all'interno dei siti manicomiali e dove la persona veniva annullata e azzerata, e per fortuna c'erano anche delle storie d'amore. Lo spettacolo teatrale, tratto dal romanzo di Paola Migliaccio, finalista al premio Campiello Opera Prima, riporta alla memoria la realtà dei manicomi, dove in passato, ricorda Benazzi, non venivano rinchiusi solo coloro che erano affetti da malattia mentale, ma anche senza tetto, tossicomani, sbandati, oppositori politici. Dalla riforma della legge Basaglia molta strada è stata fatta nell'assistenza e nel recupero dei pazienti psichiatrici. Oggi invece la presa in carico deve essere per portare fuori dalle sedi chiuse, ma portare le persone all'interno della società, fare un percorso di crescita personale con loro.